Cari parrocchiani, domani sarà la festa della Befana, come dicono a Vicenza, e della Stria, come dicono giù a Malo, o del Burielo, come diciamo noi qua dalle nostre parti. Domani sera, cioè, il moroso prenderà una sbrancata di quello che troverà nella calza appesa al camino. Coroboe, pometti rossi, fighi stecchi, stracaganasse, per portarli alla sua innamorata e rosegarli insieme al caldo della staia. Lo so, care mame, che voi siete sempre indormessate per quanto riguarda il tendere le tose. Allora me rivolgo a voi, care ragazze, in età buona per fare certe cose che appunto vi raccomanderei di non fare. Domani sera sarete sedute a filò e lo sentirete scivolare. Salterete in piedi e direte alle vostre mame che pesano i peri parando la molinela: l'è arrivato, che vado incontro. E sarete fuori immerse nell'oscurità. Lui vi aspetterà con la cica in bocca in fondo alla corte, tra lo staiotto del mascio e il punaro dei gaine, e quando lì sarete vicino a lui vi dirà: senti cara, cosa ti ha portato la Befana quest'anno? Palpame, Scarsea, palpame. Altre ragazze, ecco il tradimento. Non palpate nelle scarsele dei vostri morosi, perché se le scarsele sono rotte, dove finirete? Ve lo dico io dove finirete. Giù, giù, giù nel profondo dell'inferno.